Cari telespettatori, eccoci come promesso nell'ultima parte della nostra trasmissione a fare il consueto approfondimento di economia e di finanza con Stefano Zar, naturalmente il Buongiorno. nostro esperto, ben ritornato qui con Grazie, noi. buongiorno. E allora andiamo un po' sul punto. Io direi che visto che ormai c'è l'apertura dell'anno, possiamo prendere in mano il 2018, accartocciarlo ben bene, però prima di gettarlo fare delle considerazioni, delle valutazioni. Che anno è stato? Voi che avete un po' l'occhio sia sui livelli di sistemi di macroeconomia che economia diretta, ma anche finanziari in generale, come si può definire? È stato, per il risparmiatore è stato un anno negativo, cioè qualsiasi posto in cui tu abbia messo dei soldi ti ha generato delle perdite. Raramente succede questo, ma da un po' di anni i mercati finanziari vanno tutti nella stessa direzione. In più si è aggiunto il mercato immobiliare che comunque non ha trade significativamente di crescita, né per ciò che riguarda l'oro, le materie e i metalli preziosi, questi comunque non hanno dato quella diversificazione in termini di valore aggiunto che di solito esprimono. Quindi è Quindi è andato normale tutto che, male. è normale che un risparmiatore, se tira una riga e guarda gli investimenti fatti, Fa una riga e non vede una debba rossa. sorridere, No, no, assolutamente. non deve arrabbiarsi con il proprio consulente finanziario, o sì? Ma se Servono non gli delle sono... strategie. Diciamo, succede che diciamo, è un anno che può darci delle garanzie sul fatto che il 2019 sicuramente sarà un anno migliore. Ah, meno male. Su questo si sentono un po' tutti, ma è un anno che non ha risolto i nodi, si è chiuso male, si è chiuso in un crescendo di negatività, soprattutto a novembre-dicembre, perché i nodi sul tappeto, i tre nodi importanti sul tappeto non si sono sciolti. Quali sono i tre nodi che Il c'erano sul tappeto tappeto? sono Brexit dura o no, quindi dobbiamo ancora capire in che modo l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è importante per l'Unione Europea. No, ma dopo lo analizziamo. Brexit è una cosa, il Poi secondo l'accordo commerciale Cina-Stati è Uniti quindi quello, ok. e poi le vicende italiche che comunque sono Quelli della vicende, legge di con la legge di bilancio. stabilità, legge di bilancio, il braccio di ferro con l'Unione Europea che si è Perfetto, e questo è il trascinato fino a terzo fine punto. anno. Sì. Allora, l'Europa, uno dopo va alle elezioni, vediamo adesso. Analizziamole prima. Brexit, che tiene in sospeso tuttora, Sì. perché questo sarà anche il prossimo anno la grande incognita, Quando no? sui mercati finanziari arrivano notizie di segno diametralmente opposto, crisi politica in Gran Bretagna, dimissioni della May, nuovo governo, possibile retromarcia della Gran Bretagna rispetto alla Brexit, nessun accordo, cioè nel momento in cui un paese non irrilevante come la Gran Bretagna non riesce, tra Unione Europea e Gran Bretagna, non si riescono a dipanare questi nodi, ovviamente i mercati finanziari che sono abituati, diciamo, ci hanno abituato a prevedere il peggio per Esatto. sperare del meglio, per non sapere la legge di scrivere, vendono sui mercati finanziari. Quindi, Perfetto. Vendita adesso sui mercati finanziari, questo vediamo cosa può provocare. sì. Però dicono, siccome tanto Londra quanto Bruxelles non vogliono arrivare a un divorzio indolore, vorrebbero trovare un accordo. Secondo lei ci sono le prospettive per un accordo effettivamente oppure si arriverà a una rottura perché ormai siamo alla scadenza degli accordi di trattativa e quindi ci saranno delle conseguenze gravissime, tanto per Sì, l'Inghilterra quanto per l'Europa? Come la il vede? mercato spera in un accordo ragionevole. Ragionevole vuol dire che mantenga la libertà commerciale e mantenga integri quello che sarebbe stato l'identificazione di Londra come capitale finanziaria d'Europa, quindi non vengano toccati certi ambiti di interscambio finanziario e commerciale. Quindi venga mantenuta la libera circolazione all'interno dell'UE, cioè sostanzialmente ci sia una sorta di Brexit morbida. Una Brexit dura non è prevedibile nei suoi sviluppi, non è prevedibile, che potrebbe dare la stura ricordiamoci che il 2019 è anno di appuntamenti elettorali in Europa, Sì, infatti. potrebbe dare la stura ai irrigidimenti, al rafforzarsi di certe spinte anti-Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è un ambito, è un panorama di 500 milioni di persone che fa 21 mila miliardi di PIL, cioè è il secondo mercato al mondo per importanza. Quindi quando parliamo di Unione Europea parliamo di qualcosa che può, nel caso in cui
le cose, in cui il progetto implodesse, avrebbe delle ripercussioni gravissime per tutti quanti. Non c'è un mercato al riparo il mercato finanziario è un mercato che vive bene in un habitat di libero scambio. Ecco perché l'altro punto, l'altro catalizzatore per la crisi, che è la guerra commerciale tra Stati Uniti e America, deve anche questo risolversi, quantomeno gli esperti prevedono si possa risolvere comunque nel primo trimestre e confidano tutti in una soluzione positiva. Insomma. Qualora non si arrivassero a queste conclusioni, a questi aspetti di accordo, che secondo lei non sono inevitabili, insomma. Ma insomma, dopo 9 anni di crescita degli Stati Uniti, se non c'è accordo commerciale andranno in recessione. Però gli Stati Uniti adesso non c'è neanche l'approvazione della legge di bilancio. Non c'è e quindi questo braccio di ferro, ma questo è un braccio di ferro strettamente politico. È politico, quindi, politico. Però sta penalizzando. Certo, alcuni dicono che potrebbe avere dei riflessi anche immediati sul rating del debito stesso degli Stati Uniti, però è altrettanto vero che la cosa a cui tutti stanno guardando è in che misura ci sarà un'intesa, il nuovo patto commerciale tra le due principali economie del pianeta, che sono gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra. Deve esserci... Però la Cina adesso ha un mercato più debole. Diciamo che sono come fossero due pugili più o meno della stessa categoria, dello stesso peso. Da una parte c'è un'economia che cresce al 6-6,5, che ha bisogno di continuare ad avere un'economia in crescita, che ha già cambiato pelle. Quello che ha fatto la Cina negli ultimi 6 mesi in termini di introduzione tutto ciò che riguarda i cambiamenti della Cina sono da vedere non con i ritmi e i tempi europei o americani perfino, ma è tutto molto più accelerato. In 6 mesi la Cina ha fatto, per ciò che riguarda le energie rinnovabili, quanto l'Europa ha fatto in qualche anno. La Cina ha bisogno di continuare a crescere anche per ragioni di stabilità interna, di condivisione del benessere a livello della sua popolazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno di crescere, di prolungare questo straordinariamente lungo periodo di crescita, perché Trump non vuole arrivare all'appuntamento elettorale 2020 in recessione, quindi ha bisogno che venga spostata in là la data di questo rallentamento. Oltretutto l'accordo commerciale consentirebbe agli Stati Uniti di avere un rallentamento dopo 9 anni di crescita più morbido. Gli utili americani l'anno scorso, nel 2018, sono stati superiori al 20%, non si era mai verificato. Quindi sono andati bene? Sono andati molto bene. È ovvio che gli analisti non si aspettano, nel momento in cui la borsa quando comincia a calare, quando gli analisti credono che non ci siano più margini per poter migliorare ancora gli utili e i dati societari. Quindi quando tu pensi di arrivato in cima, sai che dall'altra parte c'è discesa e quindi ecco che sul mercato si vende. Gli effetti della riforma fiscale americana sono già inglobati negli attuali prezzi. Quello che si tratta di vedere è se questo accordo commerciale può dare qualche anno di crescita ulteriore. Un incubo, a parte gli Stati Uniti, che quindi comunque non va così male, dai, si può dire. No, sono mai andati così bene. Esatto. L'Europa invece sembra vivere un incubo. Ma le quotazioni, al di là dei mercati finanziari che in Europa sono stati, la borsa tedesca l'anno scorso, 2018, ha chiuso con un meno 18, la borsa italiana un meno 16, sono state le peggiori borse del vecchio continente. Perché questo? Ma un po' perché da una parte sono discorsi molto complessi e molto lunghi, ma proprio facendo un'estrema sintesi, il modello, c'è un modello di crescita che per quanto riguarda la Germania è un modello molto radicato nell'industria tradizionale. Per quanto riguarda l'Italia, il mercato nostro è un mercato molto connotato su banche e assicurazioni, quindi un mercato molto legato alla finanza. Ecco che i tassi bassi che ci sono stati ormai, che ci sono ormai da 4 anni, continueranno ad essere bassi. Nel momento in cui gli ultimi dati sulla produzione industriale sono negativi o peggiori rispetto ai precedenti, non si vede come la BCE possa alzare i tassi con uno scenario di rallentamento economico in Europa. Insomma. Perfetto, queste sono le prospettive. Tassi bassi vuol dire banche ancora in sofferenza, assicurazioni ancora in sofferenza. Perfetto, banche in sofferenza, arriviamo all'Italia. Qual è la situazione? Il sistema della credito è un sistema che almeno da 2 o 3 anni sta ridisegnando se stesso. Si è sempre detto che il vecchio modello del far banca non esiste più, quindi la banca deve concentrarsi su consulenza,
sulla consulenza alle imprese, sull'accompagnare le imprese a quotarsi, a essere un partner produttivo, non solo un venditore di denaro. Ecco. Cambiare pelle non è semplice nel momento in cui tu devi anche tagliare, devi anche fare una robusta cura dimagrante, quindi le banche dovranno ridursi negli organici, lo stanno già facendo, quindi ridurre il personale, chiudere le filiali. Nello stesso tempo devi proporre ai tuoi clienti privati, aziende e famiglie un modello di servizio completamente diverso da prima. Una cosa è dirlo, un'altra cosa è farlo. Chi arriva prima a dare un servizio percepito come diverso e migliore, è importante che tu negli organigrammi, quando fai le riunioni aziendali, tu dica dobbiamo fare o dobbiamo proporre. L'importante è che poi la clientela lo percepisca effettivamente come diverso e gli sia di utilità. Ma che cosa bisognerebbe inventare? Ma niente che non sia già stato inventato, Noi basta che ci guardiamo un po' in giro, insomma. Le banche devono fare altre cose, insomma, è percepibile anche la diversità nei layout, cioè le banche sono arredate, cominciano ad arredarsi in maniera diversa, essere posti più ospitali, ci sono anche dei piccoli angoli per la lettura, per la sosta, cose che non sono più i vecchi uffici in cui devi metterti in coda e attendere che il cassiere, che sia arrivato il tuo turno, insomma. E le banche cercano di cambiare. Non basta questo, le banche devono avere un sincero interesse per i loro clienti, quindi occuparsi delle aziende non soltanto quando sconfinano dei conti correnti, ma dare delle funzioni, essere coadiuvanti e propositive per le piccole imprese, cioè, aiutare il cliente nel districarsi, non soltanto per ciò che riguarda gli investimenti, che è già un mondo complesso, quindi aiutare i clienti a fare delle scelte che siano diverse, discontinue rispetto al passato. Questo ci obbliga, siamo obbligati a farlo perché siamo passati da un periodo di alti rendimenti con basso rischio a una realtà in cui abbiamo bassi rendimenti con alto rischio. Quindi oggi il cliente... Cioè, tutto il contrario di quello che uno vorrebbe sentirsi dire. Siamo in no? una situazione ideale per fare qualcosa di nuovo, ma per fare qualcosa di nuovo bisogna che il cliente condivida il fatto che bisogna rompere con le abitudini del passato. Cambiare abitudine non è facile per chi ci lavora, ma anche per i clienti, che devono continuare a vedere le cose con delle lenti diverse, assolutamente diverse. Però comunque la situazione anche di altre grosse realtà bancarie ha destabilizzato un po' il sistema e anche la credibilità della banca stessa, no? Adesso vediamo il discorso di un'altra banca che nell'occhio del ciclone non si sono ancora risolti, esatto, Carige, non si sono risolti quelli precedenti, insomma. C'è tante cose, quantomeno il fatto di fare chiarezza, mettere ordine, non c'è una regia che aiuti a dare una lettura univoca delle cose. Abbiamo e sappiamo e ci facciamo un'idea di quello che leggiamo sui giornali. Ovvio che non possiamo delegare alla stampa a dare delle informazioni oggettive. La stampa pone le notizie in modo tale che tu sia incuriosito, quindi ti colpisce soprattutto sulle negatività. Parliamo di un settore che ha più di 100.000 addetti, che sta cambiando pelle in maniera veloce, parlo del credito, in maniera veloce, e lo fa, tra virgolette, all'interno di un sistema paese in grossa crisi. Come fa una banca a avere delle aspettative di crescita degli utili quando il ciclo economico è perennemente asfittico? Insomma, noi cresciamo, se va bene, di un 1%, in questo sistema, in questo habitat di tassi a zero, chiediamo alla banca di ricavare gli utili come lo faceva prima, nella forbice dei tassi. È impossibile. È impossibile farlo. Per stare in piedi la banca cosa deve fare? Ridurre i costi, lo fa riducendo i dipendenti, chiudendo le filiali, ottimizzando l'operatività, cercando di far pulizia nei bilanci delle sofferenze, quindi cercando anche di avere tra sé buoni clienti e nel contempo dare un servizio percepito di buon livello in modo da portare via i clienti da altri concorrenti. Insomma. Siamo in chiusura. Scenario che si prospetta, cosa possiamo dire?
Diciamo, è uno scenario che ha delle ombre, ma anche molte luci. Cioè, c'è un mondo nuovo legato alla rivoluzione digitale che cambierà le nostre vite, ma le cambierà in maniera permanente e in maniera importante. A una velocità a cui non siamo abituati, a una velocità a cui non siamo abituati. Quindi il fatto che gli economisti parlino di una crescita a bassa inflazione ci fa capire come e che impatto abbiano nuove tecnologie nelle produzioni e nei nostri consumi. Nei nostri consumi. Quindi è un mondo che cambia a questa velocità, apre delle opportunità e ha delle profonde incognite. Tutto il vecchio o riesce a rinnovarsi, a riposizionarsi, a ricollocarsi, o è superato, un modello produttivo che farà fatica a rimanere in piedi. Ecco, siccome abbiamo appunto la produttività industriale con un calo, un segno negativo, c'è pericolo recessione? Beh, è un pericolo. Diciamo che noi siamo anche abbastanza fortunati. Il nostro paese ha sempre trovato slancio nei periodi di crisi, sfruttando le eccellenze che sono la qualità dei nostri manufatti. Questo può darci, nel momento in cui riusciamo a compenetrare questo nuovo modello, può darci delle opportunità. Quello che sappiamo fare noi non lo sanno fare gli altri, e la velocità delle nuove tecnologie può metterci nelle condizioni di acquisire dei vantaggi nella vendita delle nostre merci evitare quindi la recessione. ed evitare la recessione. Ma dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che questo evitare o cogliere la recessione non è un problema italiano, è un problema europeo. Noi siamo un grosso mercato, forse il più grosso mercato al mondo, 500.000 persone, ma nei problemi importanti facciamo fatica a ragionare all'unisono. Cioè, quindi attenzione grande a questo punto, come si evolveranno anche le piccole cose. Anche e soprattutto per le piccole cose. Allora, appuntamento a presto, perché diamo una tregua di una settimana, così poi ci rivedremo tra 15 giorni per altri aggiornamenti. Io ringrazio Stefano Zara di essere stato qui con noi, ringrazio voi di averci seguito e noi naturalmente ci vediamo invece prestissimo domani.